Adel, oggi, in questa bella giornata di sole, ci saluta con un arrivederci in cielo. Tantissima gente presente nella chiesa di Sant'Apollinare di Casella d'Asolo per l'ultimo saluto ad Adel Alvarez Hernandez, il ragazzo di 18 anni morto lunedì mattina dopo essere stato colto da un malore improvviso mentre era nella cucina di casa sua. Una bara in legno chiaro, cosparsa di rose bianche, pure, come lo aveva definito il papà, un'anima pura. Tutti hanno ricordato il suo sorriso, la sua bontà d'animo, il suo amore per la vita, una vita che non terminerà con la sua scomparsa, perché i genitori di questo giovane, il cui decesso ha colto l'intera comunità all'improvviso, hanno concesso la donazione degli organi, così come avrebbe voluto lui. C'erano tutti i suoi compagni di scuola, il CFP di Fonte, gli insegnanti che lo hanno voluto ricordare. Le sue discussioni con i prof, le sue battute, il suo sorriso, che hanno rallegrato le nostre giornate, possano restare nel nostro cuore, nelle nostre orecchie, per sostenerci. Una chiesa che vive per la seconda volta in pochi giorni l'enorme dolore, inimmaginabile, di due genitori che perdono un figlio, fratelli e sorelle che perdono un fratello. Solo lo scorso 5 febbraio la comunità di Casella aveva salutato Timothy Dal Bello, il 17enne, morto in un incidente stradale a pochi chilometri da casa. E proprio oggi, in chiesa, c'era anche il papà di Timothy, stretto nell'anima alla madre e al padre di Adel. Adel che lascia sì un grande vuoto, ma soprattutto la gioia di averlo conosciuto. Adel, grazie. Grazie per ricordarci la più dura lezione che la vita ci dà e che spesso dimentichiamo. Il nostro tempo è ora, è oggi, e dobbiamo usarlo per creare ricordi felici con i nostri cari. E anche se ora sei perduto, non sarai mai dimenticato.